La immaginavo bella perché, sai, la nostra vita è un rapporto tra l'attesa e il percepito. Quindi me l'avevano raccontata che era così bello. In questo caso ho percepito ancora meglio dell'attesa. Quando è andata giù la sponda della nave ho visto tutte queste case colorate. E devo dire che mi si è messo a battere il cuore. È fantastico, bellissimo. Qui si può veramente pensare, ci sono tante cose che ti aiutano a pensare, c'è lo sguardo, c'è l'infinito. Un'isola dove venire a pensare a pieni polmoni. Spiegami bene la rete, parte dalla montagna. Cioè è lunga 100 e passa metri. Se ci passa il pesce lo prendi, se non ci passa non lo prendi. È sostenibile nel senso che non c'è strascico, non rovini il mare, non c'è niente. E poi l'altro tema della sostenibilità è che peschi tutti i pesci abbastanza grandi. Sì, questa è una maglia abbastanza grande. Grande? Quindi vuol dire che il pesciolino piccolo da 1 chilo in su. Sì. Quindi sono pesci che hanno già un po' di vita. Sì. Madonna, che bello! Che cos'è? Come si chiama questo pesce? Rattara. Rattara, che è un tonnetto in pratica. È un tonnetto. Sì, è la famiglia dei tonnetti. Vedi, questa è una roba da 1 chilo. Sì. Quando hanno eletto Procida capitale della cultura, la prima domanda che mi sono fatto è: ma come sarà possibile realizzare una serie di eventi, interpretare il ruolo di capitale della cultura in un luogo così piccolo? Oggi abbiamo la possibilità, attraverso il mezzo digitale, di far diventare grandi, immensi gli eventi piccoli. E quindi il segreto è quello di riuscire a mixare le manifestazioni on land con il mondo online. Bisogna trovare un'identità da narrare, che può essere l'identità culturale, l'identità della storia e delle tradizioni, l'identità enogastronomica, l'identità dei paesaggi. La cosa principale da fare è studiare le storie e le tradizioni di chi li ha preceduti, di chi ha vissuto quella terra, di chi l'ha conformata, prenderne coscienza e alla fine narrarla. E l'Italia è tutta da narrare, meglio la narriamo, più diventa mondiale. Nelle scuole di marketing insegnano Think Global, Act Local. Chi ha avuto la fortuna di nascere in Italia e in luoghi di questo tipo deve fare il contrario. Think Local, Act Global. Studia il tuo territorio, sii orgoglioso e raccontalo al mondo. Pensa poi in maniera globale. Questo è quello che bisogna fare.